I locali del Silvolley Trebaseleghe in maglia bianca e pantaloncini blu, allenati da Luciano Sturam e Paolo Filippi, schierano Alberto Niero alzatore, Marco Nepitali opposto, Mattia Perini e Lorenzo Monari schiacciatori, il capitano Omar Squizzato e Francesco Carraro centrali, Fabio Balaso libero. Gli ospiti del Bonollo Mestrino in divisa bianco-verde, guidati da Luca Zanon e Adis Gianesello, giocano con Emiliano Bosetti alzatore, Alessandro Bellini opposto, Francesco Mario e Daniele Zanon schiacciatori, il capitano Eugenio Tassan e Federico Ursic centrali, Pietro Bernuzzi libero. La gara inizia nel segno dell'equilibrio con gioco piacevole e scambi rapidi. Sul 5 pari il Silvolley perde colpi in ricezione, non riuscendo a metter giù palla né con le bande né col centrale Carraro. A tutto vantaggio del Mestrino che martella da posto 2 con Bellini, ex di turno, e fa il break portandosi avanti sul 9-5. I locali riescono a ridurre il passivo affidandosi ai potenti attacchi di Mattia Perini, ma la reazione si esaurisce presto, frustrata dal muro bianco-verde e dai tanti errori in battuta dei ragazzi di casa, che subiscono i contrattacchi vincenti di Zanone e Bellini col Mestrino che impone con autorità il proprio gioco allungando sul 17-11. Coach Sturam prova a scuotere i suoi inserendo Martino Volpini per Perini e Luca Tosatto per Monari, ma altri gravi errori in attacco e in battuta di Squizzato e del neoentrato Tosatto compromettono qualsiasi tentativo di recupero. Perini, rientrato al posto di Volpini, rende meno severo il gap, ma il Bonollo Mestrino conquista agevolmente il primo set per 25-19 con gli ultimi 2 punti firmati da Bosetti e Zanon. Il Silvolley rientra in campo con Martino Volpini al posto di Monari. La prima fase della ripresa vede una lieve prevalenza dei biancoverdi di Luca Zanon, soprattutto grazie alla ricezione precisa e agli efficaci attacchi dei centrali Ursic e Tassan, magistralmente serviti dall'alzatore Bosetti. Alessandro Bellini continua a passare ricorrendo anche al pallonetto. I locali arrancano tenendo il passo del Mestrino fin sul 6-5, quando i biancoverdi spingono sull'acceleratore e costruiscono un micidiale break di 6 punti, portandosi sul 12-5, a suon di muri, contrattacchi e servizi vincenti, con Ursic, Bellini e Tassan in grande evidenza. Il Silvolley appare stordito, quasi impotente di fronte agli attacchi avversari. Volpini e Nepitali provano ad avviare la rimonta dei padroni di casa, che riescono a limitare i danni avvicinandosi sul 17-12, quindi sul 18-14, ma non oltre, perché il Mestrino ribadisce la propria superiorità a muro e in attacco, soprattutto nel gioco al centro, grazie all'ottima regia di Emiliano Bosetti. Nepitali, ben smarcato da Niero, mette giù il pallone del 20-16, ma poi il Silvolley si perde pasticciando in difesa e commettendo un ingenuo fallo di posizione che taglia le gambe ai ragazzi di Sturam, proiettando gli ospiti sul 23-16. I biancoverdi non devono neppure faticare per fare i punti decisivi, ci pensano infatti i locali a spedire fuori 2 battute con Niero e Monari, regalando il secondo parziale al Mestrino che lo chiude in scioltezza sul 25-18. Luciano Sturam dà fiducia al secondo alzatore Mattia Campagnaro, che subentra a Niero in avvio del terzo set. La frazione nasce sulla falsariga delle precedenti. Il Mestrino continua a dominare a muro e nel gioco al centro, con Tassan incontenibile su primo tempo. Gli ospiti mettono pressione alla ricezione del Silvolley e colpiscono con le sassate di Bellini, andando alla prima pausa tecnica avanti sull'8-4. I locali non gettano la spugna, affidandosi alle conclusioni efficaci di Nepitali e Volpini, ma vuoi per una battuta in rete, vuoi per un altro ingenuo, anche se dubbio, fallo di posizione, il distacco cresce ancora sul 16-10 per i biancoverdi. Nella prova complessivamente deludente dei ragazzi di Sturam va però riconosciuta la voglia di non arrendersi e alcune pregevoli giocate individuali, come la spettacolare schiacciata su secondo tocco di Mattia Campagnaro, che rianimano il sestetto di casa. Nepitali e Perini avviano la rimonta del Silvolley, che si avvicina sul 20-17 in virtù di un attacco fuori di Bellini seguito dal contrattacco vincente di Nepitali, il miglior marcatore dei locali con 15 punti totali all'attivo. Il Mestrino però si dimostra cinico, non fallendo gli attacchi importanti, trasformati in punti preziosi da Zanon, che spinge i biancoverdi sul 23-19, poi Bellini mette giù la palla del 24-20. Il Silvolley ci prova fino in fondo, annullando 2 match point con Nepitali e Volpini, prima di soccombere al muro vincente di Francesco Mario, che decreta il successo del Bonollo Mestrino, fissando sul 25-22 il finale del terzo set. Quest'anno il campionato è stato duro, a differenza dell'anno scorso è molto più competitivo, però siamo partiti bene e adesso navighiamo a metà classifica. Con la vittoria di oggi siamo tirati un po' su, anche perché le ultime partite abbiamo avuto degli infortuni, adesso insomma speriamo di far sempre meglio.
Intanto incameriamo questi 3 punti e guardiamo avanti, ecco. Sicuramente quest'oggi potevamo fare qualcosa di più dal punto di vista caratteriale, dato la situazione di classifica difficile in cui ci troviamo. Purtroppo ci abbiamo messa tutta, non siamo riusciti ad avere la meglio. Speriamo nelle partite che mancano di riuscire a conquistare punti preziosi. Quello che mancava alla nostra squadra questa sera era più che altro il carattere e la volontà di mettersi in campo e di lottare contro chiunque avessimo davanti, che sicuramente questa squadra è sì di alto livello, comunque non imbattibile, non impossibile da sconfiggere, anche se loro dimostravano sicuramente con i fatti che potevano vincere e hanno vinto, insomma, quindi si cercherà di far meglio nelle prossime 5 partite, in cui noi abbiamo sicuramente 5 partite in salita, e si cercherà di far molto meglio, cercando di lottare sempre con tutti, a prescindere di chi ci abbiamo davanti, insomma. È stata purtroppo una partita, purtroppo per noi, una partita a senso unico, in quanto loro hanno dominato, e a parte forse la parte finale dove abbiamo così provato a metterli in difficoltà, loro sono stati superiori in tutti i fondamentali, a partire dall'attacco e dal muro. Noi dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a crescere soprattutto individualmente, perché i ragazzi ancora hanno difficoltà dal punto di vista tecnico soprattutto, e quindi il lavoro da svolgere sarà soprattutto di caratura tecnico per migliorare sui fondamentali, in attacco in particolare, ma anche in difesa e in ricezione. Sicuramente questa stagione, come era stata programmata, non sta finendo. Noi sapevamo che sarebbe stata difficile, ma almeno la salvezza avremmo potuto pensare di arrivarci. Questi prossimi mesi saranno molto difficili e delicati per i movimenti pallavolistici e per le squadre, non solo della pallavolo, perché con la crisi economica che attanaglia il mondo economico locale e nazionale, riconquistare delle posizioni come negli anni passati sarà molto dura e difficile. Sicuramente noi vorremmo esserci, e la programmazione prossima che ci riguarda spero sia per far sì che succeda questo.